Aldeno Azzurra. Due obiettivi opposti, ma i giallorossi devono aumentare il divario della zona play-out, mentre gli azzurri devono accorciarlo dalla zona play-off. Le due squadre potrebbero scoprirsi, il pubblico sicuramente ci spera. Cristore Montebaldo. I giallorossi devono cercare punti per salvarsi dopo la deludente sconfitta contro la TNT, mentre gli ospiti vogliono tornare a vincere. Chi avrà più fame e chi riuscirà a imporsi? Dolasiana TNT Montepeller. Gli ospiti con l'ultima vittoria si sono staccati dalla zona rossa, ma vogliono chiudere a breve il discorso salvezza. La Dolasiana però non ha molto tempo per provare il miracolo. Oggi dovrà dare il massimo. Sacco San Giorgio Garibaldina. I giallorossi sono scappati in fuga solitaria già qualche settimana fa e vogliono proseguire la serie positiva, mentre i padroni di casa giocano solo per orgoglio personale. Cosa ci attende? Spormaggiore Volano. La sconfitta contro la capolista ha rovinato i piani playoff allo Spormaggiore e sono stati sorpassati anche dai biancorossi ospiti questa domenica. Uno scontro diretto che dirà molto su chi vorrà sperare ancora nei playoff. Trambileno Leno. Gli ospiti vogliono vincere ancora per continuare nel trend positivo e dire ancora la propria per le posizioni nobili, mentre per i verdi il campionato ha poco da dire. Riuscirà la Leno a trovare la vittoria? Valpeio Marco. La seconda in classifica sfida il Valpeio, reduce da un periodo nero ma che ha dato buoni segnali di grinta e gioco. Riscattarsi oggi può complicare i piani al Marco. Gli ospiti troveranno la giusta risposta sul campo?